Quella di Marino Zanella era una figura particolare, controversa del Novecento. Che cosa significa per Sigusino ricordarlo nella serata di oggi? Beh, nella serata di oggi significa ricordarlo a 75 anni dalla sua uccisione. E Marino Zanella è stato un antifascista a tutto tondo, nel senso che è partito da Segusino, ancora molto giovane, ha raggiunto il Belgio e poi nel 1936, nell'autunno del 1936, ha scelto di andare a combattere in Spagna. In Spagna ha combattuto molto valorosamente e ha ottenuto anche ovviamente alcuni importanti riconoscimenti e poi dopo la sconfitta della Repubblica Spagnola nel 1939 è tornato in Belgio e da lì poi è stato catturato e è stato mandato al confino a Ventotene, dove è rimasto per oltre 2 anni. E dopo la caduta del regime è tornato a Segusino e ha organizzato la resistenza tra il Trevigiano e il Bellunese e fino a trovare la morte poi proprio nel gennaio del 1945 da comandante della brigata Mazzini, quindi con un ruolo di grande responsabilità, quindi un antifascista a tutto tondo. Sì, sicuramente un tema sentito da Segusino, ma non solo. Infatti ho visto moltissima gente anche da fuori, da Valdobbiadene, anche da altri comuni. Questo è sicuramente merito del tema, della serata, ma anche della fama del relatore. Infatti lo storico Ceschin è diciamo, uno dei massimi ricercatori sicuramente locali e non solo dell'argomento, sia della resistenza che comunque della prima guerra mondiale. Quindi una serata di livello, una testimonianza, un racconto da ascoltare per ricordare, comunque ripercorrere i fatti di cui fu protagonista non solo il comandante Amedeo appunto, ma un po' tutto il paese.